Buonasera e bentornati a un nuovo appuntamento con Cronache Venete, una goccia nel mare dell'informazione. Giovedì 28 giugno si sono riuniti al Parco Hotel Continental di San Donà di Piave i rappresentanti degli avvocati per discutere la chiusura delle sedi distaccate dei tribunali, in particolare quella sandonatese, in seguito a una recente riforma della giustizia. Durante la conferenza è stata presentata una mozione contro la chiusura della sede sandonatese. Vediamo il servizio. Presidente, voi oggi avete presentato una mozione, avete firmato un documento contro la chiusura delle sedi distaccate del Tribunale di Venezia, in particolare la sede sandonatese. Come vi state muovendo? Quali sono i vostri obiettivi? Oggi possiamo dire di aver fatto il giro di tutti i consigli comunali del mandamento e ritenevamo fosse necessario che anche i presidenti delle categorie imprenditoriali, produttive, artigianali conoscessero il nostro lavoro e condividessero le deliberazioni che i consigli comunali, tutte all'unanimità, hanno assunto. Anch'essi le hanno assunto preoccupatissimi del fatto che vi sia la possibilità della chiusura, che verrebbe a nullificare un servizio che da noi funziona e avrebbe delle ricadute pesantissime sulle attività produttive. Ecco, infatti, avvocato, il Tribunale sandonatese numericamente ha sempre funzionato e questo è comunque un problema se si verrà a chiudere. Come mai? Allora, il Tribunale sandonatese gestisce un numero di cause che può essere paragonato al numero di cause gestito da un'intera sezione del Tribunale di Venezia. Noi abbiamo numeri che molto vicini al numero di procedimenti trattati dalla seconda sezione civile. Abbiamo fatto un calcolo di quelle che sono le medie trattate nell'ultimo quinquennio, che sono fra l'altro le medie di cui aveva tenuto conto il Ministero della Giustizia. E abbiamo un numero di procedimenti medi tra contenzioso civile e contenzioso penale che è altissimo, perché noi tocchiamo ben 3.300, i numeri perfetti, 3.382 procedimenti nuovi medi ogni anno. È un numero altissimo di cause di ogni tipo, soprattutto di cause che riguardano l'impresa, che vengono definite celermente, perché attenzione che i nostri due magistrati riescono sostanzialmente negli ultimi anni a smaltire un pari numero ogni anno di cause. Quindi è una giustizia celere, una giustizia che non sarebbe più tale una volta trasportata in una sede centrale. Ecco, questo è un problema che riguarda soprattutto i cittadini, una cosa che voi avete comunque voluto sottolineare. In che modo li riguarda? Quali sono gli svantaggi principali del trasferimento di tutte le sedi a Venezia? La nostra provincia ha una particolarità che è la sua conformazione. Per questo il trasporto, lo spostamento del Tribunale sandonatese in Venezia porterebbe ad allungare di molto la possibilità di raggiungerlo da parte dei cittadini, che partirebbero da distanze anche di 50-60 km per arrivare in un'isola che proprio con la sua conformazione impedisce il facile raggiungimento e impedisce soprattutto quella giustizia di prossimità che fino ad oggi è stata erogata con efficienza. Se noi andiamo a nullificare, come si diceva poc'anzi, questo percorso virtuoso che ha garantito per anni il miglioramento di un servizio a vantaggio del cittadino, e pensiamo soltanto alla gestione di una macchina amministrativa senza più tener conto di quello che è il servizio finale che va erogato, ci troveremo sempre a portare a casa forse qualche risultato di tipo burocratico, ma causando dei danni non più rimediabili in capo al cittadino e in capo alla società civile.